È una situazione peggio della pandemia, che tutti si erano appunto rincasati in casa. Tant'è vero che mi è stato detto di non uscire di casa nel pomeriggio. Lei è una turista, quindi ne sa qualcosa? No, non so nulla. No, non ne sa nulla, No, non ne sapevo nulla del fatto di questa manifestazione. Per però ha cui, visto la città ho blindata. visto blindato e non è un bello spettacolo comunque. Il fatto di dover chiudere tutti i negozi, tenere chiuso le serrande è un disguido grosso per le persone che lavorano e poi per la paura che possa succedere qualcosa. Insomma, non è una cosa piacevole, secondo me, da turista. Poi immagino chi vive qui. Quindi lei adesso si allontanerà, immagino, da questa zona. Sì, sì, andiamo da un'altra parte. La state chiudendo tutto? Sì, quello che è chiuso, quello è mezzogiorno, quello tanto casino, quello dopo, quello che adesso è chiuso. Subito quello è mezzogiorno, quello è pulizia locale, quella io iscrivo, quella è mezzogiorno chiuso tutto. È un danno per voi economico. Sì. Sì, guardi, è come se fossimo chiusi. È un sabato e onestamente non stiamo lavorando. Siamo aperti soltanto perché per controllare il bar, solo per questo. Ognuno è libero di manifestare ciò che vuole, però bisogna sapere manifestare. Cioè non te la puoi prendere con attività commerciali e gente che non c'entra niente. Se vuoi manifestare, ci sono tanti tipi di manifestare, la violenza non è un modo concepibile. Il sindaco ha fatto queste ordinanze giustissime per precauzione e per insomma, impedire che ci siano magari danni o che ci siano pericoli per le persone. Purtroppo, ripeto, queste persone sono persone imprevedibili che arrivano senza avvisare, che insomma, organizzano queste cose e ne risente poi la città, ne risentono i commercianti, le attività che oggi in Campo Santa Margherita, ma non solo in Campo Santa Margherita, anche nelle zone vicino, perché quando insomma, c'è sentore di queste manifestazioni anche la città si preoccupa e quindi hanno dovuto perdere una giornata di lavoro, hanno dovuto chiudere le loro attività, hanno dovuto insomma, rinunciare a una giornata di lavoro che insomma, visto anche insomma, adesso il tempo è anche più o meno buono, hanno dovuto rinunciare magari a una giornata, un sabato come gli altri.